Al via le manifestazioni natalizie, presentati gli eventi a Siculiana e a Porto Empedocle alla Torre Carlo V. Celebrata ieri la festa dell'Immacolata. Schifani sul carro voli, costretto a rientrare da Roma con la nave, intanto riunisce straordinaria la Giunta minacciando una denuncia all'antitrust. Misure cautelari per il sindaco di Giardinello. Asia Abate vince ancora ai mondiali, l'Akragas 2 incontri con il Misilmeri, uno domenica per il campionato, l'altro mercoledì in Coppa Italia, agevolazioni per i tifosi. E benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie, presentati stamani a Siculiana le manifestazioni natalizie, il Natale medievale nel borgo di Calat con Costanza Chiaramonte e Brancaleone Doria, con momenti di intrattenimento, degustazione, dame, cavalieri, artisti di strada, musicisti e giullari tra i vicoli e gli scorci del borgo. Sindaco, il Natale a Siculiana, tante manifestazioni, sulla scia di quelle estive si ripercorrono le atmosfere medievali qui a Siculiana. Quale sarà il programma che state organizzando e che oggi presentate? È un cartellone ricco di eventi, un cartellone che si rivolge a tutte le età. Intanto noi abbiamo voluto impegnarci per questo Natale perché dopo 2 anni di pandemia era necessario ed è giusto che i bambini soprattutto riconquistino il diritto al Natale, pertanto per loro ci saranno tantissime novità, tantissime sorprese e soprattutto dal 16 al 22 c'è la casa di Babbo Natale. Oltre a questo naturalmente un'attenzione abbiamo avuto per le persone che vivono in situazioni di fragilità sociale, anche per loro ci sono diverse attività e anche per gli anziani. Detto questo, c'è tutto il percorso che noi abbiamo costruito attorno a quello che è ormai un progetto sia storico che turistico che si basa sulla città degli sposi e quindi sul matrimonio di Costanza, Chiaramonte, Brancaleone e Doria, il 27 e il 28 dicembre, il 3 e il 4 gennaio, 4 appuntamenti, 4 serate straordinarie dove sarà possibile vivere nel nostro borgo un Natale medievale. Ci sarà un percorso ricco di artisti di strada, il gruppo del Taratatà, delle danzatrici, insomma veramente un percorso molto variegato. Oltre a questo naturalmente sarà un momento di grande importanza per i nostri sapori e quindi anche ricco di degustazioni lungo tutto il percorso. Quindi poi ci saranno altre attività, la Torre Roggio con incontri con alcuni autori e quindi attività musicali, insomma per tutte le età. Questo l'abbiamo voluto fare perché ci dobbiamo regalare un momento di serenità in una situazione difficile e pertanto noi abbiamo deciso anche di iniziare proprio il 16 di dicembre alle ore 16 insieme alle istituzioni tutte, la scuola e i cittadini con l'albero della pace. Sarà un momento in cui sarà importante per riflettere su quello che sta avvenendo in Ucraina e non solo, e per ricordare quante persone in questo momento vivono in una situazione di difficoltà e che non potranno vivere sicuramente un Natale di serenità. Un pensiero per loro e apriremo le manifestazioni in questo modo. Un evento sicuramente importante che è di grande attrattiva, quello che state organizzando a Siculiana a Natale e non solo. Sì, nell'ambito delle varie manifestazioni saranno inseriti pure i mercatini di Natale con le casette che vengono montate in Piazza Umberto. Questa inaugurazione avverrà il 16 di dicembre e si darà spazio un po' a tanti espositori. Avremo dai libri, la casetta dedicata ai libri, quindi uno spazio per la cultura, e poi ci saranno gli spazi dedicati alla golosità, dal torrone ai formaggi, a quant'altro, e poi anche prodotti che vengono portati da ragazze e signore di Siculiana che si dedicano a questo, dalle borse alla bigiotteria, alla ceramica, per dare, diciamo, anche un impulso a quelle che sono le attività artigianali. Ecco, un momento di divertimento, di svago, ma anche di riflessione sul messaggio sociale della festa. Sì, da sempre la comunità ecclesiale insieme con l'amministrazione collabora, e anche per queste iniziative natalizie c'è grande collaborazione
E noi, come ogni anno, ci sarà la visita ai presepi nei quartieri dopo la novena di Natale, nei giorni che vanno dal 16 fino al 24 di dicembre, e poi ci saranno varie iniziative di solidarietà, di svago anche con i bambini, di visita alle famiglie più bisognose, diciamo, e la visita dei ragazzi agli ammalati e agli anziani. Tutto questo sempre in collaborazione con l'amministrazione per cercare di dare a tutti quanti un momento di gioia, di solidarietà, di pace, perché siamo tutti una comunità e quindi dobbiamo insieme gioire per questo Natale. Al via ieri a Porto Empedocle, giornata dell'Immacolata, un ricco programma del Natale empedoclino, tante le iniziative alla Torre Carlo V, il Natale davvero, il Giardino dell'Infanzia, collaboratori creativi per i bambini. Oggi qui alla Torre Carlo V si aprono le manifestazioni natalizie, un ricco cartellone che il Comune di Porto Empedocle ha organizzato. Sì, con oggi abbiamo iniziato questa lunga maratona di manifestazioni per il Natale empedoclino, abbiamo voluto far coincidere con la festa dell'Immacolata ed abbiamo voluto iniziare qui dalla Torre con la Casa di Babbo Natale, un laboratorio che mette insieme tutti i ragazzi in modo tale da far riscoprire loro il vero Natale. Questo è un cartellone molto ricco di appuntamenti e di impegni, però l'abbiamo voluto con forza perché vogliamo che la gente ritorni in piazza, che i bambini riappropriano del Natale. Quindi approfitto per augurare alla cittadinanza un buon Natale e un felice anno nuovo, sperando che l'anno che verrà sia migliore di quello passato. Ecco, una Torre Carlo V addobbata in un percorso particolarmente accogliente proprio per i bambini e che sintetizza l'area natalizia. Sì, è divisa in moduli in modo tale che il bambino comincia un percorso e quindi alla fine arriva nella stanza di Babbo Natale, in modo tale che questo percorso gli consenta di vivere momento per momento e anche laboratori tematici. Questo è importante perché i ragazzi scoprono qual è il senso del Natale e capiscono qual è il modo di operare in sintonia e insieme con gli altri ragazzi. Oggi ci troviamo qui alla Torre Carlo V con un'iniziativa particolare che il vice sindaco ci descriverà in dettaglio. Oggi 8 dicembre si parte con le manifestazioni qui a Porto Empedocle, abbiamo pensato a un Natale soprattutto per i bambini, ci saranno diverse iniziative in giro per il paese dove ci saranno trampolieri, giocolieri, ci sarà una tombola per i bambini, una pedalata di Babbo Natale e oggi qui alla Torre parte il Natale davvero, un'iniziativa legata a dei laboratori che faranno i bambini dove verranno a contatto realmente col Natale, con sensazioni, profumi, odori legati al Polo Nord e oggi si parte. Ecco, qui ci sono tanti ambienti, abbiamo visto che c'è anche il Babbo Natale che dialoga c'è anche Babbo con Natale i bambini. Con i bambini, sì, voglio dire, la figura emblema del Natale e per i bambini questo è quello che ci vuole, soprattutto dopo il periodo che abbiamo passato gli ultimi 2 anni, è giusto adesso dare un minimo di brio per loro. Ecco, ci sono varie stanze, vari percorsi. Sì, abbiamo il Polo Nord dove i bambini vengono a contatto col ghiaccio, con gli animali con cui vive Babbo Natale. Abbiamo la casa di Babbo Natale con la sua stanza e il suo letto, c'è lui che racconta delle fiabe e diversi ambienti che i bambini hanno vissuto questo pomeriggio. Allora, Eleonora Clio di Girgenti, qual è stato il vostro ruolo nell'addobbare l'intera sala della Torre Carlo V e quale sarà il programma che i bambini vedranno nel corso del Natale? Abbiamo pensato a un ambiente come terzo educatore, quindi un ambiente dove i bambini possono fare tutto, toccare, sentire, esplorare liberamente. L'abbiamo chiamato il Natale davvero proprio perché la progettazione pedagogica del progetto consente al bambino di sentirsi al centro di questa esperienza e di poter portare dentro di sé un ricordo che rimarrà indelebile per tutta la vita. Abbiamo pensato a non una spettacolarizzazione del Natale, ma un'esperienza reale e concreta. I bambini sono quasi sempre spettatori passivi, l'uso massiccio della tecnologia ha tolto un po' la magia del Natale.
e invece con sensazioni, diciamo, esperienze concrete e reali, speriamo di regalare qualcosa che non si cancellerà mai. Il percorso è abbastanza intenso, con i vari spazi, vediamo qui una stanza da letto, l'albero di Natale, ma anche altri momenti. Ci siamo posti come facilitatori di questa esperienza, attiveremo un processo immaginativo che porterà poi a una conclusione magica, che è l'apparizione di Babbo Natale. E ieri, giornata dell'Immacolata, si è rinnovata ad Agrigento l'usanza da parte dei Vigili del Fuoco di deporre una corona di fiori alla statua della Madonna in via San Francesco, una cerimonia che ha visto anche la presenza dell'arcivescovo Don Damiano, dei Vigili del Fuoco e delle forze della polizia cittadina. Coronata di 12 stelle, siamo qui come comunità unita nell'amore dinanzi a te. Presenza viva nella Chiesa è segno di sicura speranza. Riconoscendo la tua missione nella storia della salvezza, noi ti salutiamo con l'angelo Gabriele. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ti acclamiamo con Elisabetta. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ti lodiamo con tutte le genti, grandi cose Dio ha compiuto in te. Con i cristiani di tutti i tempi ti rivolgiamo l'antica preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. e per intercessione di Maria, la Madre del Signore, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Caro volo in Sicilia, Schifani protesta e riunisce la giunta regionale in seduta straordinaria e minaccia una denuncia all'autorità antitrust. Caro Voli Sicilia, il presidente Schifani protesta e indice riunione urgente minacciando denuncia all'antitrust. Il problema è serio ed atavico e deve fare i conti con quella continuità territoriale sempre annunciata, mai concretizzata, terreno di scontro politico da sempre tra i governi succedutisi in Sicilia e la risposta di quello centrale.
E Schifani ci va giù duro. Il caro biglietti di questi giorni è chiaramente il frutto di un cartello a cui ITA non può e non deve aderire, dice. Non si può accettare che il diritto alla mobilità dei cittadini sia così gravemente leso. Per questo ho chiesto, continua, al telefono direttamente al Ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, di poter intervenire su ITA, società a capitale totalmente pubblico, per eliminare lo scandalo del caro voli. Dunque oggi riunione straordinaria della Giunta per discutere del caro voli. Si dovrà procedere all'acquisizione del parere e dare corpo alle intenzioni del Presidente della Regione di denunciare all'antitrust la situazione determinata dall'alleanza sul prezzo stretta tra ITA e Ryanair in occasione delle festività natalizie. La situazione che si ripropone per l'ennesima volta quest'anno ha proporzioni ben più gravi, considerata la crisi che impedisce alle famiglie di affrontare le spese quotidiane e che influisce in maniera determinante a discriminare ancora una volta quel popolo siciliano che a causa di gestioni politiche poco efficaci ha trovato nell'emigrazione al nord un ripiego per la sopravvivenza. Inutile poi evidenziare come questa situazione penalizzi il settore del turismo, che in questo modo inutilmente continua a diffondere messaggi di invito a venire in Sicilia. Ripetiamo, inefficaci, retorici e demagogici se il caro voli, e aggiungiamo anche i trasporti e via in libera genere, dalla poi Giunta non lo regionale alla consentono. proposta dell'assessore all'agricoltura Luca Sammartino di richiesta di calamità naturale per i danni causati dal maltempo che ha colpito tra fine settembre e metà ottobre i territori delle province di Agrigento, Trapani e Palermo, che ha messo in ginocchio diverse aziende agricole. Via libera dalla Giunta regionale alla proposta dell'assessore all'agricoltura Luca Sammartino di richiesta di calamità naturale per i danni causati dal maltempo che ha colpito tra fine settembre e metà ottobre i territori della provincia di Agrigento, Palermo e Trapani e che ha messo in ginocchio tante e diverse aziende agricole. Bisogna sostenere con tempestività le aziende agricole che hanno subito danni dal maltempo e vogliamo farlo con azioni concrete, dice il presidente della regione Renato Schifani. Si tratta di attività che hanno ricadute importanti sull'economia del territorio e che spesso portano avanti produzioni di valore e di qualità. Non le lasceremo sole ad affrontare le avversità. Purtroppo i fenomeni meteorologici violenti sono sempre più frequenti, afferma l'assessore all'agricoltura Sammartino, e colpiscono un settore che è già al collasso a causa dell'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Occorrerà quindi agire con urgenza, stare a fianco agli agricoltori. La richiesta di stato di calamità è il primo passo per poter poi avviare gli interventi di sostegno verso le aziende danneggiate. Richiesta la dichiarazione di calamità naturale anche per la provincia e a Biancavilla di Catania controlli da parte del Corpo Forestale e del personale dell'ASPE al mercato rionale. Durante l'ispezione sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno riportato al sequestro di oltre 250 kg di formaggi freschi e stagionati privi di documenti che ne attestassero la provenienza, come invece previsto dalla normativa europea. Controlli sanitari e sulla qualità dei prodotti alimentari al mercato rionale di Biancavilla nel Catanese. 10 agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, coordinati dal NORAS, Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare di Sicilia, affiancati da 5 medici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASPE NEA, hanno condotto un'operazione che ha prodotto 7 verbali, 2 sequestri di merce, 7.500 euro di sanzioni. In particolare è stata dedicata attenzione ai prodotti caseari. L'ASPI di Catania infatti ha ricevuto una segnalazione sanitaria dai colleghi dell'Emilia Romagna e si sono attivati immediatamente i protocolli previsti per la sicurezza alimentare. Durante l'ispezione sono state riscontrate diverse irregolarità che hanno portato a un sequestro di oltre 250 kg di formaggi freschi e stagionati privi di documenti che ne attestassero la provenienza, come invece previsto dalla normativa europea. I controlli sulla tracciabilità delle merci, afferma l'assessore regionale al territorio e ambiente Elena Pagana, sono svolti a tutela del consumatore finale, ma soprattutto dei produttori e degli stessi commercianti, costituiscono una garanzia
sulla qualità del cibo e quindi del lavoro di migliaia di siciliani che mantengono vive tradizioni secolari e contribuiscono alla tutela e allo sviluppo dei nostri territori. L'assessore ha anche manifestato l'apprezzamento nei confronti degli agenti del Corpo Forestale per l'azione che quotidianamente svolgono a salvaguardia del comparto agroalimentare. Essere regola sulla provenienza dei prodotti in vendita, sottolinea il dirigente generale del Corpo Forestale Giovanni Salerno, per il commerciante è una virtù e non un ostacolo. In presenza di documenti di tracciabilità, infatti, se non c'è un lotto sospetto non si blocca la vendita di tutta la merce sul banco. La mancanza di queste informazioni invece rende più difficile il controllo di tutta la filiera e si rischia, oltre alle sanzioni, anche il sequestro della merce. E oggi misure cautelari per il sindaco di Giardinello e altri 2 indagati, un'operazione dei carabinieri di Partinico su delega della Procura della Repubblica di Palermo, le accuse di corruzione per l'esercizio della propria funzione. Alle prime ore di stamane in provincia di Palermo, carabinieri della compagnia di Partinico su delega della Procura della Repubblica di Palermo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 3 indagati, di cui 2 destinatari del divieto di dimora nel comune di residenza ed 1 del divieto di dimora nell'intera provincia. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati sarebbero responsabili a vario titolo dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, falsità materiale e ideologica commessa dai pubblici ufficiali, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato. L'attività investigativa avviata nel gennaio del 2020 e condotta fino al mese di giugno dello scorso anno, svolta con l'ausilio di attività tecniche di intercettazione partita da alcune anomalie riscontrate nella trattazione di una pratica amministrativa, avrebbe consentito di documentare una gestione della cosa pubblica condizionata in realtà da presunte logiche clientelari e lontane dal perseguimento dell'interesse pubblico, permettendo inoltre di ricostruire la condotta infedele di un agente di polizia municipale indagato ma non destinatario delle odierne misure cautelari. Nell'operazione è anche coinvolto il sindaco di Giardinello, il quale, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avrebbe assunto un ruolo attivo in diversi episodi criminosi ed è destinatario, nella fattispecie, del divieto di dimora nel comune di residenza, ove peraltro esercita il suo mandato. Nel primo episodio il sindaco avrebbe infatti istigato l'agente di polizia municipale a redigere un falso verbale di accertamento per iscrizione anagrafica al fine di consentire un suo conoscente già appartenente al corpo della Guardia di Finanza e condannato in via definitiva per i reati di favoreggiamento, aggravato in favore dell'associazione mafiosa e rivelazione di segreto di ufficio, l'accoglimento di una istanza indirizzata all'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Palermo finalizzata alla concessione della remissione del relativo debito giudiziario per un ammontare di oltre 200.000 euro. Nello specifico, l'ex finanziere destinatario del divieto di dimora nell'intera provincia avrebbe prodotto una falsa attestazione di trasferimento di dimora da un comune all'altro, nonché una dichiarazione di formazione di un nuovo nucleo familiare a reddito zero, circostanza che avrebbe determinato un danno per il Ministero della Giustizia, avendo egli ottenuto per tale via la remissione del suddetto debito. Nei confronti dello stesso, il giudice per le indagini preliminari ha altresì disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e somme pari all'ingiusto profitto, come detto pari ad oltre 200.000 euro, ottenuto dall'indebita remissione. Nel secondo episodio le indagini avrebbero invece fatto emergere l'esistenza di un presunto accordo corruttivo tra il sindaco e un dipendente di un comune limitrofo, il quale avrebbe promesso al primo cittadino l'appoggio politico garantito da una sua parente, già consigliera comunale presso l'ente amministrato dal sindaco, in cambio della promessa della stipula di una convenzione della durata di 18 mesi con il comune di appartenenza. L'accordo avrebbe consentito al dipendente comunale di svolgere ore di lavoro suppletive e di rientrare poi all'ufficio di appartenenza con un contratto a tempo pieno e un conseguente aumento retributivo. Anche nei confronti del corruttore è stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di residenza.
E la nuova Accademia della Guardia di Finanza, sita a Bergamo, compie il suo primo anno di attività. La tradizione si rinnova. Vediamo il video. La bandiera d'istituto viene trasferita nella nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza. Questo gesto solenne sottolinea l'inizio di una nuova era. La tradizione si rinnova. È una nuova alba per l'Accademia. L'alzabandiera è l'inizio del nuovo giorno e il punto di partenza di tutti i giorni che verranno. Giorni popolati da uomini e donne che in questo luogo si formeranno con dedizione per essere costruttori di valori. Una stabilità di ideali aperta alle sfide del futuro. Armonici spazi, una monumentale facciata ed ampie aree verdi sono il palcoscenico più bello per tutte le attività che vedono impegnati con abnegazione i futuri ufficiali del domani. Il significativo passaggio degli allievi è solcato da diverse cerimonie che si rinnovano nel solco delle tradizioni, mantenendo la propria unicità. La consegna dello spadino. Gli anziani tramandano a mani nuove le consegne delle generazioni precedenti, orgoglio e responsabilità di mantenere vivo il proprio passato glorioso, illuminando il futuro. Il giuramento collettivo. Un poderoso "lo giuro" urlato con trepidazione e gioia all'unisono, in quella coralità che fa di uomini e donne un gruppo fiero di essere tale. Proprio nelle difficoltà dovrete far ricorso al vostro entusiasmo ed alla vostra ambizione, misurandovi con voi stessi in una dimensione dove gli artefici del destino siano le capacità poste al servizio delle idealità, senza che la fortuna, il caso o peggio ancora l'interesse personale possano tracciare o modificare la strada e favorire un successo immeritato. Allievi ufficiali del 121° corso Zanzur IV e del 20° corso Lupo, lo giurate voi? Il giuramento individuale, un impegno di fedeltà alla Repubblica. Per la prima volta la sciarpa azzurra brilla nel nuovo auditorium. Prontezza d'animo, umiltà, fede, vocazione all'obbedienza a Cristo sono le caratteristiche mariane cui ogni militare dovrebbe ispirarsi. Proprio alla Santa Vergine è dedicata la nuova cappella dell'Accademia. I volti dell'Accademia prendono parte alla Bergamo City Run, un gruppo che ama misurarsi, in cui gli individui si impegnano nell'attività sportiva per rafforzarsi, nella consapevolezza che questa costituisca una metafora della vita. Perdere, vincere,
raggiungere un traguardo grazie al sacrificio e alla determinazione. La nuova Accademia è un luogo di formazione che custodisce la tradizione aprendosi al futuro, non chiudendosi in se stessa, ma creando un rapporto di valore con il territorio. La cerimonia di laurea in giurisprudenza, un importante punto di arrivo nel percorso di ogni tenente, l'ultima tappa prima dell'assegnazione ai reparti operativi. Il MACP, una festosa cerimonia di gala che si svolge 100 giorni prima della consegna della stelletta. Una tradizione bellissima, rinnovata all'interno degli spazi della nuova Accademia. 5 anni colmi di esperienza che rimarranno impressi indelebilmente nella memoria di ogni cadetto. Tappe di un percorso che condurrà verso il bello e il meglio, verso l'Accademia del domani. E linea alla regia per la pubblicità. A Porto Empedocle si è svolto ieri il 4º torneo dell'Immacolata, un gol per la ricerca, Memorial Simone Policardi. Una giornata dedicata a calcio, diverse le società sportive che si sono affrontate in un torneo che si è concluso nella serata con le premiazioni, un'iniziativa mirata alla raccolta fondi per la fondazione dell'AERC, per la ricerca al fine di rendere curabile il cancro. Dottor Di Betto, oggi il 4º torneo dell'Immacolata, un gol per la ricerca qui a Porto Empedocle presso i Campetti di Ferro, una giornata intera che ha visto lo svolgimento di varie manifestazioni sportive, ecco la finalità di questo momento anche ricreativo. Siamo alle battute finali di questo torneo, è il 4º torneo dell'Immacolata, dal titolo suggestivo un gol per la ricerca, perché l'attività di oggi, con questo bellissimo torneo a cui hanno preso parte numerosissime squadre di 2 categorie, una gli allievi e l'altra di ragazzini un po' più grandi, e tutto è, come dire, sotto il patrocinio dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e il ricavato delle offerte e di quello delle libere donazioni sia delle squadre partecipanti che di tutti quelli che hanno partecipato, quindi genitori, famiglie, sarà devoluto proprio al finanziamento della ricerca scientifica fatta tradizionalmente dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. È una manifestazione, bisogna dire, grazie al Centro Sportivo Ponte di Ferro e ai coniugi Mariella e Fortunato, che per il 4º anno consecutivo danno luogo, si spendono e incoraggiano e organizzano questo bellissimo torneo. Che dire, questa è una maniera perché la ricerca scientifica riceva sempre più sostegno, perché la battaglia contro il cancro è una battaglia importante, difficile ma possibile, perché oggi siamo sempre più vicini a poter dire, tutti uniti contro il cancro, per mettere il cancro all'angolo e favorire anche le percentuali già buone rispetto a 10, 20 o 40 anni fa, le percentuali di guarigione quando il tumore viene colto nelle sue prime fasi o addirittura venga anticipato, venga prevenuto. Ecco, com'è stata la risposta delle persone a questa iniziativa? Ma le persone rispondono sempre in maniera straordinaria, con grande generosità, con grande partecipazione, perché l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ha una reputazione eccellente, la gente si fida e sa che i proventi di queste raccolte di fondi sono assicurate e vanno veramente a buon fine. Quindi la risposta della gente, purtroppo molto spesso dolorosamente colpita dal problema cancro, è sempre molto
generosa. La ricerca fa passi avanti in questo senso? Ma certo, se noi confrontiamo i dati di guarigione recenti, diciamo una neoplasia a caso, le percentuali di guarigione per il cancro della mammella, che ha sconvolto tutte le famiglie per mogli, mamme, sorelle, figlie, oggi ha percentuali di guarigione che superano l'87%, è un dato straordinario. Altri tumori, soprattutto tumori che possono colpire in particolare l'infanzia, i piccoli soggetti, come i tumori, i linfomi, le leucemie, oggi hanno una percentuale di guarigione strepitosa, molto vicina al 100%. Naturalmente è sempre un problema di arrivare al momento giusto, però ci sono dati molto confortanti e sono dati non solo mondiali o europei ma anche italiani. La ricerca scientifica italiana è di eccellente livello, riconosciuta dappertutto. Quindi incoraggiamo i nostri ricercatori, soprattutto non solo quelli che hanno grande esperienza, ma i più giovani, incoraggiamoli nella loro attività, nella loro ricerca, sostenendo la loro ricerca economicamente. Ecco perché la funzione è straordinaria, è una raccolta fondi che è sempre molto generosa. Questo è un torneo che per il quarto anno consecutivo lo facciamo, un torneo all'insegna della solidarietà e della partecipazione. Cerchiamo di dare un nostro piccolo contributo alla ricerca. Tutto qua. Come si è svolto il torneo nella giornata di oggi dell'Immacolata? Ci sono state varie fasi, la mattina e il pomeriggio? La mattina sono state le fasi della qualificazione, il pomeriggio abbiamo fatto semifinale e finale. Insomma, hanno partecipato diverse società di quasi tutta la provincia di Agrigento, è andato benissimo perché i ragazzi anche hanno capito lo spirito del torneo. Legambiente, si sono concluse le manifestazioni dedicate alla festa dell'albero, seguiamo le interviste. È fortemente voluta dai docenti perché inculcare nei ragazzi il rispetto alla natura e il rispetto all'ambiente è il nostro compito fondamentale. Ringraziamo l'ispettorato forestale, Legambiente, per questa opportunità che ci hanno dato. Oggi piantumeremo delle piante qui all'interno del nostro bell'istituto proprio per far capire ai ragazzi l'importanza che ogni pianta ha. Serve per dare ossigeno, serve per salvaguardare l'ambiente. Una pianta serve anche per dare bellezza estetica all'ambiente in cui viviamo. I ragazzi hanno fatto un percorso didattico mirato proprio per acquisire le conoscenze basilari per sapere avere conoscenza delle piante che metteremo in questo nostro territorio. Stiamo piantando degli alberi nel giardino della legalità che è stato promosso l'anno scorso e vi è stata direttamente un'inaugurazione su questo giardino e stiamo aggiungendo altre piante. Ogni ragazzo pianterà un albero in quanto sono state donate dalla forestale 80 piantine, quindi si dà la possibilità a diversi alunni di piantare direttamente gli alberi e vedere realmente come avviene la crescita. L'importanza della salvaguardia dell'ambiente diventa essenziale poiché promuoviamo educazione civica tenendo presente l'Agenda 2030 e parlare appunto di sostenibilità, di cambiamenti climatici, come può essere evitato, come l'albero può salvare il nostro pianeta, quindi diventa essenziale che loro stessi si abituano in questo caso a salvaguardare l'ambiente e promuovere il verde nelle città. Essendo una scuola, avendo un ambiente così vasto che può essere benissimo coltivato, promuoviamo direttamente questa iniziativa che loro stessi vedono crescere tutto ciò che vedono crescere le piante e tutto ciò che stiamo studiando. Ogni alunno quindi ha la possibilità come laboratorio didattico di vedere crescere le singole piantine che sta piantando nel corso degli anni. Oggi è un
un giorno molto speciale, ci stiamo infatti piantando delle piante di rosmarino, lavanda, alloro, per un semplice motivo: ci vogliamo prendere cura appunto del nostro giardino e prenderci cura di questo giardino, piantarlo e arricchirlo con piante. Per me questa esperienza è un'esperienza significativa perché ti fa un poco distaccare dai social, ti fa pensare ai lavori della terra, insomma ti fa anche divertire con dei lavori semplici. Infatti stiamo vedendo che molte persone stanno piantando le piante col lavoro delle mani, usano degli appositi strumenti, e penso che questa esperienza bisogna tramandarla in generazioni perché prendersi cura dell'ambiente ad oggi è molto importante. Chiesa dell'Albero fa parte di un progetto più ampio che è quello di Life Terra, di cui Legambiente è partner, il cui scopo è quello di piantare 500 milioni di alberi in Europa. Come ogni anno stiamo piantumando all'interno dei giardini delle scuole delle piante che ci ha fornito il Dipartimento Foreste Demaniali, spiegando ai ragazzi l'importanza della presenza di alberi, perché gli alberi ci aiutano a contrastare i cambiamenti climatici, poiché la presenza di alberi produce non solo ossigeno ma riduce l'emissione di anidride carbonica in atmosfera. Noi sappiamo che i cambiamenti climatici sono dovuti al gas serra, che è appunto la CO2, e noi dobbiamo entro il 2050 ridurre a livelli preindustriali la presenza la nostra emissione di anidride carbonica in atmosfera, proprio per contrastare questi cambiamenti climatici che dopo quella data potrebbero diventare irreversibili e quindi condizionare la nostra vita per il nostro futuro. Andrea Cirino presenterà oggi pomeriggio il suo nuovo libro Tutta colpa di Solone presso il Circolo Empedocleo. Sentiamo l'intervista. Venerdì 9 dicembre presentiamo il mio nuovo libro Tutta colpa di Solone al Circolo Empedocleo alle 17:30. È un'opera che è stata sofferta, nel senso che ho iniziato a scriverla nel 2015, poi mi sono fermato perché ho cominciato un altro romanzo, Quasi Papa, che è stato pubblicato nel 2018, e poi finalmente ho completato il lavoro e è stato pubblicato. Tutta colpa di Solone. Solone, come tutti sappiamo, è stato un legislatore greco, un poeta, un personaggio di altri tempi, che ha saputo governare la propria città. È stato colui che ha dato vita alla democrazia, lui la chiamava così, io invece la definisco democrazia. E il quesito che io mi pongo e che pongo ai lettori: ma questi personaggi ai giorni d'oggi esistono ancora? Ecco che chiaramente diventa un momento travagliato, no? Perché tra i personaggi di oggi e i personaggi di allora c'è molta differenza. Solone è stato colui che ha tolto ai ricchi, no? per dare ai poveri, al popolo, ma ancora oggi esistono questi personaggi che ci governano in Parlamento, nella nostra regione, nei nostri comuni. Dobbiamo pensarci, ecco, questo ci dà da pensare. Il nostro protagonista, Neria, che era un personaggio che al di fuori dalla politica ha avuto un sogno, proprio Solone gli ha dato il sogno per invitarlo a iniziare questo percorso della politica. Guarda caso, il giorno successivo, la mattina successiva, mentre lui stava facendo colazione, si sente bussare alla porta e entra un certo Cannella, un politicante, lui lo definisce un politicante, che lo invitava appunto a iniziare questo percorso. E da lì chiaramente io metto in evidenza personaggi inventati dalla mia fantasia, che sicuramente chi leggerà questo libro riconoscerà in individui che ha avuto occasione di incontrarli nel corso della vita. Diciamo in forma ironica, molto divertente. E quindi diciamo il messaggio che io lancio
è proprio quello. I politici di oggi sono come quelli di tanti anni fa, e questo lo scopriremo leggendo questo libro. Però metto anche in evidenza, anche con dei flashback, l'aspetto familiare, no? Perché diciamo che racconto dall'inizio degli anni 60 ai tempi nostri, no? Quando la gente si riuniva nei centri storici, le famiglie che preparavano nel periodo natalizio le feste, no? Quindi ancora non c'erano, o quantomeno non tutti ne erano proprietari di queste cucine elettriche, dei forni elettrici, quindi andavano dal fornaio del loro quartiere per infornare, no? Le mignolate, i spingiuna, i mastazzola, e quindi era anche un momento di aggregazione, quindi si passava per queste viuzze e si sentiva gli odori che si mescolavano tra di loro, e quindi quasi quasi uno inghiottiva questo odore come se mangiando proprio lo spingiuni, no, di allora, cose che ormai non esistono più e che io chiaramente metto in evidenza in questo mio libro. E Asia Abate, atleta empedoclina, classe 94, vince ancora i mondiali di ginnastica. L'evento si è svolto a Ponte Tonale dall'1 al 4 dicembre scorso. Il servizio di Adriana Licausi. Davide Barbiero, Alice Gatti, Elena Mazzetto, Martina Ricci, Rocco Valeria, Daniele Cotoni, Alice Beccari, Roberto Battistoni, Asia Abate, Gianni Pietro Rinocchi. Asia Abate vince ancora e con lei l'Italia sale sul podio dei mondiali FISDIR di ginnastica. L'atleta empedoclina classe 1994 porta a casa 2 medaglie di bronzo in trave e volteggio. L'evento si è svolto a Ponte di Legno Tonale dall'1 al 4 dicembre scorsi. Al Palasport della cittadina bresciana gli atleti italiani si sono confrontati con avversari provenienti da altri 7 paesi: Argentina, Bulgaria, Lituania, Messico, Nuova Zelanda, Spagna, Sudafrica. Asia torna a casa con un grande sorriso e ci rende ancora una volta orgogliosi. Questa esperienza sono stati molto turni, c'erano 8 nazioni, sono arrivata a Tensa, sia sulla trave e sul volteggio. I miei sacrifici sono molto turni, perché il mio allenamento è stato turno, quindi ci sono sacrifici miei e della mia istruttrice e l'impegno che mi sono messa io. Questo è un buon allenamento che è veramente riuscito. È appena una concentrazione e l'impegno che ho messo. Allora, con gli altri che sono, diciamo, loro parlavano inglese o le altre lingue e noi italiani parlavamo in italiano. No, non ci siamo capiti perché erano linguaggio diverso. Accanto ad Asia, la sua più grande tifosa, la mamma Katia Santamaria, che ci racconta come la loro vita sia scandita da un'emozione dopo l'altra, ma già sa che Asia guarda al prossimo obiettivo. La madre si sta riprendendo da quest'altra avventura perché da poco Asia si è laureata un mese fa, per cui abbiamo dovuto conciliare studio per appunto la parte finale della laurea e gli allenamenti, però lei è un tipo che sa equilibrare bene le sue giornate, dividersi bene, impegnarsi in tutte le cose che fa, per cui insomma è andata molto bene. Anche se questa volta, ripeto, per il discorso della location, un po' per il numero delle squadre ben corpose, insomma è stata ancora più difficile e dura, però ce l'ha fatta, abbiamo preso 2 bronzi e continuiamo l'avventura Italia. Le gare sono stati il 3, che era il sabato,
e il 4 erano i mondiali. Si sono svolte su 2 giornate. Agragas al via una promozione per i tifosi della squadra che acquisteranno i biglietti per le 2 gare casalinghe di fila, una con la squadra del Misilmeri domenica, quella del campionato, e mercoledì quella di Coppa Italia. Si avvicina l'affascinante doppia sfida tra l'Agragas e il Misilmeri. Le 2 squadre si affronteranno a breve tempo, prima in campionato per la 14ª giornata e poi in Coppa Italia di eccellenza per la gara di ritorno della semifinale. Entrambe le partite si disputeranno allo Stadio Esseneto di Agrigento, domenica 11 quella del campionato e mercoledì 14 quella relativa alla Coppa Italia alle ore 14:30. La società sportiva dell'Agragas, in occasione del doppio confronto casalingo, comunica un'esclusiva promozione per i soli tifosi biancazzurri che acquisteranno i biglietti, validi sia per il campionato che per la Coppa Italia. In particolare, chi acquisterà il biglietto per la partita di campionato potrà anche acquistare il tagliando per la gara di Coppa Italia con lo sconto del 50%. I prezzi dei biglietti per la gara di campionato sono sempre gli stessi, si va dalla tribuna coperta a 12 euro, la tribuna VIP 20 euro, le donne 5 euro, il settore ospiti 10 euro, la curva sud 7 euro. I tifosi dell'Agragas che acquisteranno il biglietto della gara di campionato potranno comprare quello per la gara di Coppa Italia, dei prezzi che vanno dai 3 ai 6 e 10 euro. I biglietti per entrambe le partite saranno a disposizione in prevendita presso la segreteria dello Stadio Esseneto venerdì 9, sabato 10 dalle 15 alle 19 oppure la mattina. I tagliandi potranno essere acquistati anche la domenica 11 dicembre, il giorno della partita, al botteghino dello Stadio Esseneto a partire dalle ore 10. Esce Il Professore, un nuovo singolo del cantautore siciliano Armando Cacciato, dedicato a Pietro Carmina, insegnante di filosofia del liceo classico di Ravanusa, che l'artista ha frequentato, tragicamente scomparso l'11 dicembre del 2021. La musica è importante, annulla le distanze. Forse non ti piacerà, ma credimi davvero, con te sono sincero. Eravamo complici di tutto ciò che accade nei processi esistenziali. Sono come John, sono un'idea che non muore mai e mi curerà.
Bene, questo è tutto per il nostro telegiornale, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, una buona serata.